Sì? Ok Nino. Bene, aspetto. Eccoci arriva l'ora del nostro ponaro con Nino, a Bosco e anche a Alvaro. Come che dice nel dialetto delle vostre parti, parole in italiano di cultura e anche di arte, de come che si dice anche nel vostro italiano, parole in lingua veneta dal suono un poco strano. Ladies and gentlemen, Miss Boscola. Tu mia boscolare, vernacolando, mi insegno veneto, si però giocando, se proprio non vi comodo il mio modo di parlare, potete andare tutti da che voi devo tramare. Vernacolieri, montate su, che inizia una nuova puntata di Vernacolando TV. Avanti! Bene. Boscola, lancia le parole. Prima parola dal dialetto fine l'Italia. Guare. Come se che ti disi. St'altra parola as invece dall'italiano fine il dialetto. A se dice detergere in italiano e ti ha da dirmi in dialetto. Come se che ti disi. Fammi piantare questa roba. E Mrs. X per oggi è... Senti un po', Antonella. Sì. Veniamo dunque alle traduzioni. Per esempio, guare lì ad Asiago che significa? No, non qui ad Asiago perché non lo so. Comunque presumo sia affilare. Affilare. Che si usava nelle Infatti campagne. la sciabola. La sciabola. Bene, bene, bene. E detergere? Detergere, sentiamo. Sì, diceva netare. Netare. Con l'accento sulla A, come scrivevo. Netare, se no seria bravissimo, netare certo, che sì. c'è un'altra roba. Netare, insomma, netare. Dire come che si dice in italiano la parola guare. Si dice arrotare. Avevo capito? Arrotare. Eccolo qua il moletto. Dall'italiano invece bisognava indovinare a parola detergere. A me pare difficile sta parola qua. Comunque in dialetto si dice netare, snetare. Aspetta che vuoi snetare quella cagassa sta in masenia. Il proverbio di oggi invita a prestare molta attenzione ad andare controcorrente perché sostiene: lascia pure che i disa, ma chi che pissa contro vento se bagna a camisa. Bene, per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Se sarà